Tutto pronto per il via di questa terza corsa, girato nel senso di marcia corretto anche First Lady VL un po' riottosa e adesso si può andare dietro le ali dell'autostart. Per questa corsa per 2 anni, vincitori da 500 a 3.000 euro in carriera, 9 i partecipanti. All'1 First Lady VL Francesco Facci, 2 Frumento Maurizio Cheli, 3 Felicity AV Manuel Pistone, 4 Florence Simone Levakovic, 5 Frida Pax Michele Raimo, 6 Francisco Benal Francesco Tufano, in seconda fila 7 Ferrara Sì Enrico Bellei, 8 Fante Petral Carmine Piscuoglio, 9 Freisa dei Greppi, VP dell'Annunziata. Corsa incertissima, tutti più o meno sulla stessa linea anche per le quote. 3 contro 1 per First Lady VL Frumento Francisco Benal, 4 contro 1 per Frida Pax. Macchina accelera, con cautela Francisco Benal dal 6. L'errore di First Lady VL e di Frumento. È veloce Florence che prende l'iniziativa nei confronti di Felicity numero AV, 2 la quale Frumento sbaglia all'imbocco della prima curva. Numero 1 E così First Lady Florence VL e Frida Pax squalificato. in lotta a metà della prima piegata. Florence che rimane Numero davanti, Frida 3 Pax che si Felicity deve AV adeguare squalificato. in seconda posizione. Terza posizione per Francisco Benal che precede Fante Petral, quindi ancora Freisa dei Greppi a precedere Ferrara Sì. 400 metri in 31,5, rallentamento drastico operato da Simone Levakovic in salchi a Florence, che a metà della curva di destra deve riaccelerare perché si muove all'esterno Francisco Benal. 600 metri in 48,5, Florence all'avanguardia, Frida Pax seconda in corda, di fuori Francisco Benal, poi Fante Petral, Freisa dei Greppi e Ferrara Sì. Completamento del giro di corsa con una frazione in 15,5 davanti alle tribune, 32,5 il secondo quarto di gara. E Florence continua all'avanguardia, Francisco Benal al suo esterno, Frida Pax lungo i birilli, poi ancora Fante Petral, non cambia nulla al chilometro in 1,20 con la leader che prosegue con quella lunghezza di margine nei confronti di Francisco Benal che prova ad impegnarsi all'esterno. Florence che si mantiene in vantaggio, sbaglia Francisco Benal che lascia così in seconda posizione Frida Pax, quindi Fante Petral, Freisa dei Greppi e Ferrara Sì. A metà della piegata conclusiva sposta Frida Pax che va all'attacco di Florence, la quale riaccelera, guadagna posizioni di dentro invece Fante Petral, al largo Freisa dei Greppi, la retta d'arrivo per Florence che la affronta in vantaggio. Frida Pax prova ad attaccarla, va di dentro Fante Petral, si difende Florence, al largo Frida Pax che trova la camminata giusta, di dentro c'è Fante Petral, testa a testa fin sul palo con Fante Petral che di dentro copre completamente Frida Pax, 31,4 ad arrivare. In open stretch Fante Petral e Carmine Piscuoglio si lanciano a gran velocità per il training di Lamberto Barbieri, il team Gianmarinaro. Antonio Colamarino alla proprietà di questo figlio di Pace del Rio che nel finale buca di dentro Frida Pax che aveva spostato a largo sull'ultima curva per battere Florence. Nel finale trova il successo Fante Petral con Carmine Piscuoglio, il team Gianmarinaro, Lamberto Barbieri, Antonio Colamarino alla proprietà. Seconda dovrebbe essere Frida Pax, mentre per il terzo posto ancora l'iniziale battistrada Florence.